Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio dallo stadio comunale Antonio Zanin di Rubano, dove si disputa il derby di terza categoria girone C padovano fra il Rubano in casacca azzurra e calzoncini rossi e il Sarmeola in completo nero. Il Sarmeola vede la testa della classifica a sole 2 lunghezze dal San Giacomo, che domenica scorsa aveva rifilato 3 gol al Rubano, desideroso oggi di un pronto riscatto. Le formazioni: Rubano, Bottazzo, Benetollo, Golin, Batacchi, Cioffi, Boni, Cortese, Loborgo, Toniato, Marenzi, Saviano. A disposizione di mister Gaspare Giordano, Calgaro, Polito, Furiato, Dell'Ongo, Marcato, Hildon e Catenazzo. Sarmeola: Cattelan, Costanzo, Nicetto, Saccuman, Montanaro, Andreatta, Vardabasso, Mazziotta, Piovan, Moro, Cestaro. A disposizione di Germano Marin, Greggio, Varotto, Di Cicco, Targa, Borracino, Franco e Don. La prima azione pericolosa è per gli ospiti. Dalla fascia sinistra Vardabasso centra, rischia la clamorosa autorete Cioffi del Rubano. Punizione dal limite, se ne incarica Moro, troppo centrale, Bottazzo fa sua la sfera. Sarmeola ancora pericoloso alla mezz'ora, su calcio di punizione si inserisce bene Cestaro che non riesce però a deviare. 38esimo, dalla destra Cestaro serve un'ottima palla per Catenazzo che non aggancia. Un minuto dopo sembra la volta buona per il Sarmeola, duetto al limite dell'area, poi la conclusione perentoria di Cestaro, ma Bottazzo è bravo a respingere. 40esimo, sulla corsia di destra si fa vedere Benetollo, traversone al centro, la difesa ospite cerca di uscire, Marenzi prova la conclusione, deviata. 45esimo, ottimo l'assist del capitano del Sarmeola Moro per Piovan, esce con ottimo tempismo Bottazzo e respinge. Più Sarmeola che Rubano nel primo tempo, che finisce sullo 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Dalla bandierina Cortese, colpisce di testa Cioffi ma senza forza e Cattelan recupera la sfera. Quinto minuto, Moro dall'angolo, mischia al limite dell'area piccola, poi è Piovan che la mette dentro, Sarmeola in vantaggio. Passa un minuto, in velocità l'1-2 del Sarmeola, dal centro sulla sinistra per Vardabasso che scarica il centro, per Piovan che in scivolata sigla una doppietta. È il 2-0. Un minuto dopo è Saccuman che potrebbe arrotondare ma Bottazzo copre bene e respinge. 15esimo, lungo lancio per Cestaro, sgroppata fino in area, destro rasoterra di precisione, ci mette una pezza in recupero la difesa del Rubano. Non molla il Rubano, è il 19esimo, da Loborgo palla penetrante per Marcato che colpisce bene ma di piede respinge Cattelan. 25esimo, tiro dalla lunga distanza del nuovo entrato Marcato del Rubano, a lato non di molto. 34esimo, Loborgo smista per Marenzi che si accentra e tira, ancora fuori. Da Cestaro a Vardabasso, ottimo Bottazzo, salva risultato. 42esimo, Loborgo, si libera bene ma calcia a lato. Allo scadere è Don che cerca il gol ma Bottazzo è sempre prontissimo. Finisce così 2-0 per gli ospiti. Ai nostri microfoni Germano Marin, mister del Sarmeola. Un commento sulla gara di oggi. Ma il primo tempo abbiamo sviluppato poche azioni, eravamo un po' sottotono. Il secondo tempo siamo entrati in campo con un'altra personalità, abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo finalizzato, però alla fine il risultato è stato positivo ed è quello che conta. Voi vedete la classifica del girone un po' dall'alto, anche dopo questa vittoria. E il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è piedi per terra e puntare ai playoff, e se va bene, se no proviamo il prossimo anno. Un applauso particolare al vostro bomber? Sì, diciamo un applauso particolare a tutti. Bravo lui a finalizzare quello che hanno creato i compagni, ma quello che conta è il gruppo, non il singolo. Lo citiamo? Sì, Daniele Piovan. Un buon fisico e speriamo che continui in questa strada. Ad Antonio Consoli, dirigente del Sarmeola, chiediamo di nuovo l'obiettivo di questa stagione per la squadra.
Al contrario dell'allenatore Germano Marie, io punto ovviamente al primo posto in classifica. Gli obiettivi sono obiettivi raggiungibili, ovviamente il gioco di squadra sarà gioco forza proprio per arrivare ad essere i primi in classifica. Un messaggio quindi ai tifosi e ai giocatori? Un messaggio ovviamente di seguire sempre la squadra. Quest'anno ovviamente è una squadra che punta in alto, punta ad avere il suo bel risultato. Niente, mi auspico che i ragazzi e comunque chi ci segua sempre con grande attenzione. Con Elisio Ricci ai nostri microfoni, presidente del Rubano, commentiamo più che la gara di oggi il vostro campionato, i vostri obiettivi per questa squadra giovane. Sì, certo, noi abbiamo fatto una scelta a inizio anno puntando sui giovani. La media è intorno ai 21 anni, quindi ragazzi con tanta voglia e sicuramente poca esperienza. Quindi puntiamo a farli crescere, puntiamo a farli giocare. Per noi quindi quest'anno è un anno di transizione, stanno facendo bene, quindi siamo tutti molto contenti. La società sta crescendo come numeri e come i suoi obiettivi sono estremamente chiari, per cui tutti gli allenatori hanno i loro obiettivi e li stiamo perseguendo abbastanza, insomma. Qualche numero che riguarda il settore giovanile? Il settore giovanile, allora, in questo momento abbiamo raggiunto la quota 280 ragazzi, dove copriamo praticamente tutte le squadre della FIGC. Solo il settore giovanile, quindi solo la scuola calcio è intorno ai 120 elementi, quindi abbiamo puntato soprattutto sulla scuola calcio per incrementare, per portare in alto questa società. Quindi il futuro è sicuramente roseo. Sicuramente. Roseo e rosa, perché tra l'altro noi abbiamo la prima squadra femminile di calcio, per cui come scuola calcio abbiamo la prima squadra a livello provinciale. Ai nostri microfoni Gaspare Giordano, per gli amici Gable, mister del Rubano. Una squadra giovane, ma commentiamo la partita di oggi. Sì, una partita secondo me giocata alla pari. Gli episodi ci hanno penalizzato perché alla fine le nostre occasioni le abbiamo avute, solo che non le abbiamo buttate dentro. Gli avversari sono stati bravi a buttarla dentro. Chissà che ci serva da lezione per le prossime partite e per il futuro. Sicuramente una squadra che può crescere. Qualcosa da recriminare verso qualcuno dei ragazzi? No, assolutamente. Ripeto, la partita è stata giocata a pari, tutti abbiamo giocato con intensità, con impegno, con voglia. La partita, ripeto, è stata a pari, non ho niente da dire a nessuno. L'arbitro ha arbitrato bene, complimenti agli avversari. Forse la fisicità vi ha un po' penalizzato, la fisicità degli avversari? Sì, noi siamo una squadra che non punta sul fisico, noi puntiamo sulla velocità, sulla rapidità, sull'agonismo, non certo sull'atleticità. Su un campo pesante così probabilmente siamo stati anche penalizzati.